Va ora in onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania, ti vedo Ciao. un po' triste, un po' nervosa, No, triste no, perché triste? Ma ti vedo un po' così, Sono vestita arrabbiata. No, ma delusa. Perché sei delusa? Perché vabbè, non voglio dare troppa enfasi alla cosa e portarla poi alla fine troppo. Beh, ma in 30 secondi mi dici perché sei 30 delusa? secondi, perché comunque, ripeto, i militanti danno tanto Beh, al certamente. gruppo, danno tanto agli onorevoli, alle persone, poi i cambi di casacca francamente non fanno onore a chi dovrebbe onorare il nostro movimento che dà tanto. E sinceramente da militante donare tempo che, ripeto, come t'ho detto anche prima, il nostro tempo è prezioso tanto quanto quello degli altri che si credono un gradino sopra. E vedere che comunque, la fiducia che noi riponiamo in queste persone viene poi alla fine, tradita, per altre situazioni che non voglio entrare in merito di queste scelte. Francamente per una persona come me che ci mette comunque impegno, pathos, diciamo, sentimento e tutto il resto, francamente mi lasciano un pochettino a bocca un po' amara, anche perché m'avevano, tuttavia degli amici avvisato, io ho voluto far di testa mia, ho voluto dar credito e purtroppo son delusa. Guarda, io ti dico da parte mia 2 cose, vado via anch'io super veloce perché c'abbiamo una bella puntatona con dei begli ospiti. Io sono deluso quando ci sono certi cambiamenti, perché ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, si può costruire in altre maniere e via dicendo. Sono deluso soprattutto per i militanti che ci mettono sempre la faccia, i gazebi che preparano i volantinaggi, che portano certe persone in giro, a farle conoscere e soprattutto anche a chi li vota. Purtroppo dico questo, la vita è bella e varia, mi allaccio un attimo a una canzone dei Pooh e poi chiudo lì. Buona fortuna. No, io volevo soltanto dire un'altra cosa, che comunque, questa è un po' una battuta mia, una volta il cambio di casacca ci sta, perché comunque uno si approccia alla politica, poi può capire che magari in un movimento non ci sta. Certamente. 2 volte okay, il terzo diventa un po' cronico, E quindi io dico ai futuri militanti: in bocca al lupo e state allerta. No, io dico semplicemente, visto che sono un fans dei Pooh, buona fortuna. Dov'è che andiamo oggi? A Bologna? A Bologna, a Sì, Bologna. sì, però prima diamo il numero di Ma telefono, certamente, Marco, innanzitutto, su. prima di E ciao tutto ci siamo Natalia. dimenticati di salutare Natalia. Allora, per entrare in diretta con noi il numero è il seguente telefonico: 02 92 94 7222. Per quanto riguarda WhatsApp il numero è il seguente: 340 670 9659. Allora, Sì, poi volevo dire una cosa per ultimo quando abbiam finito la perfetto. puntata con i nostri Allora, amici. prima di presentare i nostri ospiti che sono già al telefono, non sono qua in presenza con noi perché giustamente Bologna è un po' lontanina da noi, dico qualcosa su Bologna, come storico di Bologna. È ovvio che poi loro mi possono correggere. Bologna è il capoluogo dell'Emilia Romagna, storicamente chiamata La Dotta, conta 392.000 abitanti. I primi insediamenti risalirebbero almeno al primo millennio avanti Cristo.
fu un importante centro urbano, dapprima sotto gli Etruschi e i Celti, poi andarono sotto i Romani, e nel Medioevo come libero comune, a partire dal Cinquecento capitale settentrionale dello Stato Pontificio. Ebbe un ruolo notevole durante il Risorgimento e la Seconda Guerra Mondiale. Bologna è anche uno dei principali nodi di comunicazione stradale e ferroviarie del nord Italia, in un'area in cui risiedono numerose industrie meccaniche, elettroniche e alimentari. Cosa c'è di bello da vedere come luoghi? Sono innanzitutto i portici, oltre 38 chilometri nel solo centro storico, è dichiarato patrimonio dell'umanità e dall'UNESCO nel 2002. Poi c'è le torri, il Palazzo d'Accorsio, il Palazzo del Podestà, Palazzo Raenzo, Fontana di Nettuno. Per quanto riguarda invece i monumenti religiosi, diciamo la Basilica di San Petronio, il Santuario della Madonna di Santa Luca, il complesso di Santo Stefano e la Cattedrale di San Pietro. Ce ne sono tantissime altre, io vi consiglio anche di andarle a vedere, di farsi un bel weekend a Bologna e Sì. nient'altro. Ora Per il momento iniziamo a dare il benvenuto ai nostri ospiti, che sono Matteo Di Benedetto, consigliere comunale e capogruppo in comune a Bologna, e Cristiano Di Martino, che è segretario della sezione di Bologna. Ciao a tutti. Pronto? Ciao, grazie dell'invito. Ciao. Tu sei Cristiano? Cristiano. Ah, bene. Sì. Benissimo. Domanda, dai. Domanda. Allora, io sono Stefania, ciao. Volevo Ciao, farti piacere, Stefania. ciao, volevo farti alcune domande come curiosità. Sì. Allora, i ragazzi all'interno della tua sezione, l'età media delle persone che frequentano, che militano, se puoi raccontarci qualcosa della sezione di Bologna. Sì, allora diciamo che abbiamo dei militanti storici che per fortuna non ci hanno abbandonato e che sono sempre molto presenti ai banchetti, alle riunioni, danno molti consigli e quindi ci ricordano un po' da dove parte, da dove nasce la Lega e fino a dove è arrivata oggi. E poi ci sono parecchi giovani che in realtà il gruppo giovanile è stato rifondato da circa un annetto e mezzo, da quando è stato preso in mano da Emma Arbrizzini e Vittoria Sinardi Brunello, che l'hanno veramente fatto crescere bene e siamo soddisfatti, c'è un ottimo rapporto, calcolando che noi abbiamo investito però molto anche nei giovani sotto forma di candidatura alle elezioni, non quelle candidature diciamo classiche di riempilista, ma sono candidature dove poi loro sono stati eletti e svolgono compiti istituzionali nei comuni piuttosto che in città, nei quartieri. Quindi siamo molto soddisfatti. Ecco, quindi stanno imparando proprio sul campo il mestiere, del consigliere comunale, piuttosto che la politica proprio svolta sul territorio e attivamente. Sì, io credo che sia la medicina migliore per crescere, per imparare, è quella. Non ci sono, secondo me, poi corsi di politica che tengano. C'è bisogno di stare dentro a un'assise istituzionale, capire come si muovono le cose in un consiglio, le parole come vengono dette, pesate, lette. E quindi secondo me quelle cose le puoi imparare solo sul campo, non te le può spiegare nessuno a parole. Ecco. E poi soprattutto anche con buoni maestri che insegnano e fanno capire la virgolina, il punto e come ci si comporta. Quello lo facciamo dire a loro, cerchiamo di rimanere umili, come si dice oggi, cerchiamo di rimanere umili, però noi ci mettiamo tutti noi stessi, anche parlando di cose diciamo che riguardano la politica nazionale, piuttosto che anche quella locale, come guardare, leggere il giornale, cosa dire anche in un'intervista piuttosto che non dire, a volte fare un'intervista che sembra
diciamo, anche sopra le dighe, perché farla in quel modo, in quel momento, insomma queste cose qua, un po' i trucchi da giovane Jedi, ecco, Sì, mettiamola ma così. soprattutto tu stai dicendo un'altra cosa, stai dicendo anche una cosa molto positiva e la Lega porta avanti: istruirsi, guardare non solo la pagina A, ma vedere tutte le pagine e formarsi professionalmente per poi saper dire e non cadere in certi tranelli che ti tirano vari giornalisti, varie testate, varie anche fonti di partito. Certo è fondamentale imparare qualche trucco, appunto, per non rimanere dentro poi a quelle che sono magari domande un po' più scomode, dettate anche dal momento, dal fatto o dalla dichiarazione fatta da un politico della Lega piuttosto che di un altro partito. Quindi è chiaro che bisogna sempre dosare bene le parole, ecco, anche quando si va oltre, ecco, cercando ovviamente di rimanere sempre in certi canoni, insomma, di intelligenza politica. Sì, Certo, guardare quello che cosa c'è cerchiamo di fare dietro. è stimolare l'intelligenza politica delle persone, ecco, questa è la cosa secondo me migliore da fare. E beh, I giovani insomma, sembra che, diciamo, da questo punto di vista reagiscano bene. Una curiosità, in un territorio prettamente di sinistra, l'attività vostra e dei vostri ragazzi, sotto gazebo, quindi confronto diretto con le persone, come si pone? Cioè c'è un Ma, confronto cordiale, un confronto dove la gente si approccia a voi con la voglia di conoscervi? Ma guarda, allora intanto dipende dai temi che in quel momento stai trattando nelle cosiddette banchettate piuttosto che gazebate e nell'attività, nella credibilità delle persone che sono al banchetto, perché questo pure in qualche modo determina, perché noi abbiamo un'attività costante fatta da Matteo in comune. Matteo esce praticamente tutti i giorni sul giornale o in televisione, quindi la Lega è molto presente grazie a lui e alla sua enorme attività e ovviamente grazie a tutti quelli che lo aiutano a mettere in piedi questa cosa. E quindi chiaramente siamo riconoscibili, cioè siamo un partito che a Bologna parla, dice, racconta quella che è la nostra verità, ovviamente, quello che noi vediamo dall'altra parte. Poi Bologna è una città difficile, ci sono gruppi, diciamo, molto molto anarchici, comunisti, diciamo, del vecchio stampo, mettiamola così. Non a caso qui tutte le manifestazioni pro palle le fanno quasi tutte a Bologna o a Bologna o a Milano, ma insomma Bologna è la capitale di questi soggetti qui. Quindi chiaramente è complesso perché al banchetto hai sempre quello che ti insulta, piuttosto che può arrivare anche a fare atti offensivi come sfogare, aggredirti, queste cose qua. Noi siamo costantemente monitorati dalla Digos, dalle forze dell'ordine, che noi ringraziamo sempre per il lavoro che fanno e che ci permettono di fare le cose in sicurezza. E poi va così, insomma, qua la situazione è questa qui, sappiamo che siamo un avamposto e come tale cerchiamo di stare in trincea, ecco, quindi di non abbassare le bandiere. Grazie Questa è un mille. po' la situazione. Poi ci sono cittadini che si confrontano sui temi, ci parlano delle cose che facciamo bene al governo, delle cose che facciamo meno bene, diciamo una normale dialettica civile con quelli che sono cittadini civili, a prescindere dal loro credo politico, ecco. Però qua è effettivamente un avamposto, ecco. Cioè, abbiamo proprio, ripeto, basta leggere le cronache di Bologna negli ultimi 4 mesi, dove abbiamo avuto manifestazioni con scontri gravi con la polizia in continuo. Noi in alcune siamo stati anche proprio all'interno della manifestazione a documentarle, ecco. Quindi la situazione è questa.
Come segretario fai rete anche con altri paesi lì vicino a te, con altri segretari, vi confrontate o... Sì, intanto diciamo fino a un annetto fa noi siamo stati commissariati, cioè la segreteria provinciale è stata commissariata ed io svolgevo il compito di vice segretario, quindi chiaramente ho rapporti con tutti i segretari, tutti i militanti di tutta la provincia, insomma ho fatto anche il capo dell'organizzazione del partito qualche anno fa, quindi diciamo che ho conoscenza praticamente di tutto il partito. È difficile che non conosco qualcuno del partito o qualcuno del partito non conosca me. Rete la facciamo quando ci sono eventi diciamo rilevanti per il partito. Sicuramente gli altri segretari si mettono a disposizione portando i loro militanti, aiutando a mettere in piedi. Chiaramente faccio un esempio, abbiamo fatto a marzo un evento sul referendum con molti ministri di Piantedosi, eccetera, eccetera, e lì è chiaro che diciamo, il peso maggiore l'ha sopportato Bologna, però se non ci fossero stati anche gli altri segretari a dare una mano sarebbe stato diciamo, un'impresa non facile da affrontare, quindi anche gli altri segretari ci hanno aiutato con la presenza piuttosto che con un consiglio e quindi sì, facciamo rete sicuramente, ecco. E beh, buono dai, cioè l'aiuto arriva sempre, di conseguenza anche il parlare, i gazebi, il vedere, il sistemare, c'è di parecchia gente con voi. È ovvio che io non accetto il discorso dall'altra parte, violenza ai gazebi, spaccare, disfare, ma perché? Basta che ci si siede lì, ci si può parlare tranquillamente, portare avanti le mie idee e io rispetto le tue, ma avere una sola idea dove la mia è quella giusta e la tua non conta niente, io non sono molto d'accordo su Ma questo. guarda, qui a Bologna diciamo, la situazione è addirittura diversa, cioè questi soggetti qua cioè, pensano che noi non abbiamo proprio diritto di esistere, che è una cosa differente, cioè non puoi trovare un punto di incontro con chi diciamo, pensa che tu sia semplicemente perché non sei parte dei Propalle piuttosto che dei gruppi anarchici un fascista e quindi in quanto tale non hai diritto di esistenza, devi essere eliminato, impedito di parlare, di manifestare o di fare qualunque cosa, anche un'attività normale come il banchetto. Quindi è così, qua è così, non c'è come dire, una dialettica in cui uno da una parte dice la sua e dall'altra c'è chi diciamo qui una settimana fa c'è stata una manifestazione del popolo iraniano a Bologna che noi abbiamo sempre supportato e sono stati aggrediti, cioè da gruppi anarchici, da gruppi di cosiddetti maranza, chiamiamoli così, e comunque tutti musulmani che facevano gesti di tagliare la gola, hanno urlato a una ragazza che l'avrebbero seguita e stuprata, cioè, è dovuta intervenire la polizia, arrestare dei soggetti, quindi cioè, è proprio una città da questo punto di vista cioè, non democratica, cioè non c'è nulla di democratico qua. Guarda, Cioè, l'unica cosa democratica che c'è è il Partito Democratico che governa, ma non è democratico manco lui. Io ti dico una cosa, da come stai parlando, io sono venuto giù in manifestazione circa, mi sembra, 8-9 anni fa, 7 anni fa, lì a Bologna, alla piazza principale, e Sì, mi ricordo, c'era anch'io in quella sì, manifestazione. ecco, eravamo col banchetto della radio in fondo, a un certo punto, guardando la chiesa sulla destra, entravano dentro alcuni che volevano spaccare, ed eravamo lì tutti noi tranquilli, però questi qua volevano entrare dentro, che poi la polizia ha messo il cordone e li ha spediti via. Io dico una cosa sola, ma le manifestazioni della Lega sono tutte manifestazioni dove saluti il poliziotto, non sporchi, non picchi, non sfasci niente. E lì purtroppo in quella domenica, se non erro, avevano spaccato vetrine, avevano fatto anche dei danni agli autobus che arrivavano giù le varie sezioni della Lega. Io mi ricordo avevano fatto tantissimi danni anche alle banche, ai negozi,
hanno veramente fatto tantissimi danni. Quella manifestazione me la ricordo in modo particolare, che era proprio, era stata, ma comunque è sempre così, nel senso, le manifestazioni organizzate da quei soggetti lì finiscono sempre in quel modo lì, cioè, nella migliore delle ipotesi ci sono scritte sui muri per giorni e giorni dopo contro la qualunque, ecco, quindi una volta era più Salvini, poi piuttosto che un altro, è così. E ripeto, è grazie alla polizia che si riescono ancora ad organizzare delle cose. Perché l'anno scorso abbiamo fatto una cosa per presentare il libro alla minaccia di Allah dell'Europarlamentare, esatto, dell'Europarlamentare Cisint, e avevamo 8 agenti della Digos, 4 in divisa, 4 carabinieri, 4 poliziotti, e c'era la sala pienissima, però va così, eppure era una cosa istituzionale, un convegno, nulla, c'era un giornalista insomma sempre presente su Mediaset, quindi non è che diciamo stessimo facendo i facinorosi, che volevamo far sgombrare qualcuno, cose di questo genere, che magari qualcuno dall'altra parte poteva essere stimolato allo scontro, no? Cioè semplicemente un racconto, una visione, in quel caso da parte di Anna Maria, di come l'Islam sta colonizzando l'Italia, l'Europa, e sta in modo significativo, diciamo, toccando quelli che sono le nostre tradizioni e i nostri valori. Quindi questo è un po' il concetto, cioè neanche avere la possibilità, la libertà, ecco, la tua libertà è condizionata dall'utilizzo delle forze dell'ordine. Quindi quando è così... È una cosa assurda, ti dico, perché poi adesso, dopo sentiremo Matteo che è più dentro in comune, ma alla fine se io spacco una vetrina, spacco un autobus, spacco, e poi alla fine sono sempre io che le pago, e anche quello che l'ha spaccato che lo pago. Perché ci deve essere questa roba qua? Cioè, sono le cose che io non riesco a capire, perché alla fine della fiera io non ho mai visto un atto di violenza di persone della Lega che vanno in manifestazione. Ci può essere lì quello che vuoi, è più la Lega che le prende tante volte, tra virgolette, ma nessuno della Lega ha in mente di spaccare, di tirare giù un cartello. Perché questo nasce pure dall'attività, no? Noi siamo un partito, anzi in realtà saremmo un movimento siamo. Però siamo all'interno dell'arco istituzionale, mentre questi soggetti qua sono dei soggetti extraparlamentari, quindi chiaramente non stiamo ragionando con persone che diciamo, in qualche modo si sentono rappresentate da qualcuno. Anzi, a Bologna in realtà c'è una pseudo lista civica in appoggio al sindaco Lepore che prende, diciamo, la stragrande maggior parte dei suoi voti diciamo, in quel settore lì, in quella sacca lì di personaggi, quindi condiziona anche uno del Partito Democratico che magari potrebbe essere meno, diciamo, meno impattante di come è a Bologna, condiziona anche le politiche del sindaco in modo significativo. Questo ovviamente lungi da me non potrà mai essere una difesa per Lepore, anzi, no, ci mancherebbe. Lui è come dire, è il primo colpevole, perché se tu permetti che una lista appoggi la tua per fare questo e fai fare il vice sindaco a una persona di quella lista, voglio dire, tu sei assolutamente connivente rispetto a questa cosa. Certo. Poi non è che la subisci come un poverino, ecco, questo è solo per mettere i puntini sulle i, perché sennò sembra quasi che l'Epore poverino li subisce, no? In realtà è una scelta politica di indirizzare la città verso quel tipo di personaggi, quel tipo di situazioni, occupazioni a go-go. C'è qui la Salis di casa, per dire, no? Che viene per sostenere varie occupazioni
c'è stata un'occupazione qualche mese fa, le persone che hanno occupato quelle case sono andate sopra a tutti quelli che stanno in graduatoria, hanno ottenuto le case ed alcuni sono ancora in albergo, ma parliamo di 8-9 mesi. Quanto sono costati alla comunità 8-9 mesi in un albergo a spese del comune queste persone e soprattutto in termini anche pratici, cioè per quale ragione questi, siccome hanno occupato, si sono visti assegnatari di casa, a dir la verità non tutte a Bologna città, qualcuno fuori, ma questo non cambia il senso, cioè non è che se io non ho casa, occupo una casa, il comune me ne dà una perché io l'ho occupata, no? E quindi no. cioè, questa è alla base, no? Della democrazia e del rispetto anche delle regole normali, perché in quella graduatoria non è che ci sono poi solo italiani, solo gente della Lega che non prende la casa, no? C'è tutto, ci sono gli stranieri che aspettano anche loro la casa, e quindi però qui c'è questa cosa qui, c'è un sì o no, che questi movimenti occupano strutture in città, alcuni addirittura hanno vinto dei bandi come per la gestione diciamo di alcune di queste strutture, fanno le feste come fossero discoteche, diciamo, e poi magari nei confronti dei gestori delle discoteche si usa diciamo il bastone perché devono stare dentro certe regole, certe cose, e invece rispetto a questi circoli no, tutto è lecito e tutto è facile, tutto può andare avanti. Cioè. Sì, diciamo così, è nebuloso, ecco, mettiamola così. Ecco. Cristiano, io ti interrompo adesso perché c'è una pausa musicale, le varie cose che mette la radio, e poi ci sentiamo fra 2 o 3 minuti e parliamo anche con Matteo. Mi scuso Matteo se non ci siamo sentiti, però volevamo prima parlare per quanto riguarda la anticipare con sì, Cristiano. con Cristiano e nient'altro. Comunque stai in linea, Cristiano e Matteo. Grazie. Siamo qua. A tra poco. A tra poco. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Sì, siamo rientrati e dico semplicemente questo ai nostri radioascoltatori. Stavamo commentando io alla Stefania, cioè, veramente bella tosta a La Bologna, la situazione critica. situazione critica. Adesso ci sarà Matteo che lo annunci te, c'è qualche domanda da fargli Sì, perché sì, sì. vediamo la situazione com'è in comune, ma soprattutto com'è la città. Ecco, ciao Ciao Matteo, Ciao ragazzi, come state? Ma sì, bene tutto dai, bene Matteo? tutto bene. Ho seguito un po' i tuoi video su Facebook, diciamo che t'ho conosciuto su Facebook nei nei E vari WhatsApp anche, lui tu pubblica. tu WhatsApp. Vabbè, non gli ho No. lasciato il tuo numero di telefono, Matteo, scusami. No, allora io volevo farti delle domande, soprattutto sulla situazione attuale, visto anche quello che è successo a Modena. La cosa che mi interessa di più, la sicurezza. Ho ascoltato i tuoi video e, ho letto tra le righe appunto tutto ciò che succede tra le risse, fra i Maranza, il consumo di stupefacenti. La cosa che mi lascia più, come si può dire, disgustata, anche il degrado in cui versa la città con queste, abitazioni, stalli improvvisati sotto i portici dove comunque la gente, circola per fare le proprie faccende quotidiane. Potresti dirci qualcosa in merito e cosa stai facendo tu in particolare per contrastare, questo grosso problema? Matteo, ti aggiungo altre due Certo. domande così ti lasciamo ruota libera e parli. La città, io ho visto 30 all'ora, poi l'hanno messo alcuni punti 15, sono andato a leggermi alcune cose che ci sono i tassisti che si lamentano un po'. E poi diciamo un'altra cosa che poi tu mi spiegherai, dirai, stiamo arrivando forse ad affitti maggiori che a Milano in questa città. Soprattutto è complicato perché come Milano è una città Eh, comunque dove ci sono molti E studenti. poi anche Euro 4 che ho letto che vogliono vietare, il povero Cristo, scusate la parola Cristo, che deve andare a lavorare e non ha soldi per comprarsi la macchina elettrica, come fa? A parte che credo che se si mette, questa è una battuta, calzoncini corti e corre, forse supera tutte le macchine. Beh Marco, Perché... non riempiamolo di Perfetto, domande. tutto a te Matteo, scusami, ciao. Vai, non preoccupatevi. Guarda, intanto vi ringrazio per lo spazio. Figurati. E ringrazio anche il segretario cittadino che mi ha preceduto, che come sempre ha fatto un'analisi politica seria e approfondita, e tutti noi abbiamo sempre da imparare a livello di politica. Da lui sta dando tanto a tutta la sezione da anni, quindi lo ringrazio. E la prima domanda che mi hai fatto, partiamo da Modena. Ora ti do prima un flash e poi andiamo più nel dettaglio, perché vorrei assaporare le vostre reazioni. Allora, Modena, tu dici adesso si lavorerà sulla sicurezza delle strade, si farà un ragionamento sulla radicalizzazione, su altri temi, si cercherà di non far diffondere il panico, no? Ecco, oggi, ore 14:30, quindi un'ora prima della radio, ho partecipato a una commissione sulle pari opportunità convocata dal Comune di Bologna e dalla Commissione sull'islamofobia, e hanno proprio detto che l'hanno convocata in reazione anche ai fatti di Modena, e il tema era contrastare l'islamofobia saliente, crescente dopo i fatti di Modena, e l'annuncio dell'istituzione dello sportello contro l'islamofobia, in cui lavoreranno, scusate se vi inalbero, ma agenti della polizia locale pagati coi soldi pubblici per lo sportello sull'islamofobia. Quindi noi che abbiamo la criminalità alle stelle e siamo nella top 3 per tutti i reati fisici, spendiamo dei soldi, usiamo degli agenti di polizia locale che sottraiamo al presidio del territorio per presidiare quello che sarà lo sportello contro l'islamofobia, quindi pagati per trovare gli islamofobi in giro per la città. Questa è la reazione del Comune di Bologna a guida PD ed estrema sinistra ai fatti di Modena. Ditemi voi se vi sembra normale. No. Una domanda. No, scusami, cioè io prendo delle forze di pubblica sicurezza, devono controllare e via dicendo, le metto lì a uno sportello. Boh.
Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Infatti, tra l'altro abbiamo lanciato un comunicato, ve lo giro, anche insieme all'onorevole Cisint, che ringrazio, che ci ha preso a cuore e ci segue, ci sostiene sempre in tutte le battaglie, dando voce a tanti dei deliri dell'amministrazione di sinistra di Bologna, anche a livello nazionale, visto che lei è una voce autorevole a livello nazionale e ci rappresenta molto bene. Anche questo abbiamo mandato, perché abbiamo detto: ragazzi, cioè, dopo Modena neanche il buonsenso di tacere, cioè rilanciate, volete fare lo spartello contro l'islamofobia davvero, quando questo diceva vi ammazzo voi Gesù eccetera, tutto quello che diceva. Ma ragazzi, qua siamo completamente al di fuori di ogni logica, di qualunque cosa che possa essere definito come accettabile in una società civile. Noi abbiamo una città che, come ho detto prima, per tutti i reati fisici, quindi escludo, non so, le frodi bancarie, no, i falsi in bilancio, in tutta una serie di reati che non sono meno gravi, assolutamente, diciamo, però non riguardano un tipo di criminalità come può essere quella legata, non so, ai furti, allo spaccio, agli stupri, questo tipo di situazioni, che sono quelle che invece interessano di più Bologna. Ecco, siamo al top in tutti questi, un record negativo, ma sappiamo che al nostro sindaco piace essere il sindaco dei record, e in tutto questo la nostra priorità è questa, cioè gli agenti di polizia locale li usiamo per lo sportello, li usiamo per fare le verifiche sulla città 30, e tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, la battuta che avete fatto è vera, vi segnalo che io già prima ero un leghista atipico. Repubblica aveva fatto il titolo Il leghista in bicicletta, perché mi spostavo in città prevalentemente in bici, più di quelli green e finti ecologisti del Partito Democratico, che invece si spostano con l'auto blu o con l'auto pagata dai cittadini o comunque con l'automobile o la moto. Invece io mi spostavo praticamente solo in bicicletta, fortunato io che posso, e da un po' ho cominciato a spostarmi a piedi, perché è diventato complicato anche in bici con i cantieri, ma sicuramente ci si sposta più velocemente che in macchina. Questo è proprio un dato assodato, ma anche per spostamenti di 3-4 chilometri fai prima a piedi. Cioè io te lo confermo, perché mi è capitato che a volte partivo dallo stesso punto rispetto all'altra persona che si spostava in macchina, parto e arrivo prima io a piedi. Beh, Matteo, Ormai ho una media che il mio telefono mi segnala di 12 chilometri camminati al giorno, andare a ascoltare i cittadini e parlare con le persone quando non siamo in commissione in consiglio, quindi lega tra la gente c'è, però questa purtroppo è la realtà concreta. Una città che è sotto assedio dal punto di vista della criminalità, dove si moltiplicano i bivacchi, gli spacci eccetera, ma questi di fatto sono passivamente incentivati dall'amministrazione comunale. Ora, non sto dicendo che li incentiva attivamente, non sto accusando di una qualunque forma di illecito l'amministrazione, però sto dicendo, diciamo, c'è un'analisi: se tu di fatto non reagisci, se tu di fatto non agisci di fronte a un'occupazione abusiva, il messaggio che passa di chi la compie è che quel tipo di situazione è tollerato, e quindi è più facile che questo tipo di situazioni si moltiplichino, e quindi ormai si moltiplicano in tutta la città, interessano tutto il centro storico, ma non solo, e siamo costretti a fare degli esposti in procura per riuscire a far muovere le cose. Cioè, sono diversi gli accampamenti abusivi che abbiamo sventato tramite un esposto in procura. Io su un altro accampamento nei pressi del quale una ragazza è stata più volte a rischio di molestia, o peggio, adesso poveretta questa ragazza deve girare con lo spray al peperoncino, perché lavora, è una di quelle persone che lavora, quindi non riesce a tornare a casa la sera senza aver l'ansia. Un accampamento abusivo sotto il portone. Io ho dato alcuni giorni di tempo al comune, è da un mese che glielo segnaliamo, che anche lei chiama disperata e nessuno le dice niente. Allo scadere del termine farò un altro esposto in procura su questa situazione, e vedrete che a quel punto si muovono, perché sapete anche voi, con l'esposto in procura certo, succede che se accade la violenza, poi chi ha ricevuto l'esposto e non ha fatto niente viene indagato, e a quel punto si muovono. Però anche qui è normale che uno sia costretto per fare le cose a andare in procura, perché io c'è chi di base, il segretario lo sa, fa l'esposto su tutto, no? In 3 giorni un esposto, perché è utile magari funzionare, andare sui giornali. Non è la nostra filosofia, perché la Lega parte, come mi hanno insegnato, con l'obiettivo di risolvere i problemi concreti delle persone. Quindi la prima cosa che noi facciamo non è l'esposto, quella è l'ultima. La prima cosa che facciamo è andare dall'amministrazione, anche proprio
informalmente, cioè non con la volontà poi di andare sui giornali, di fare il furbo, no, informalmente. Ragazzi, c'è questo problema, ce lo risolvete? No, bene. Poi si passa all'interrogazione scritta, segnaliamo questo problema, si chiede di risolvere, niente. Poi si passa all'intervento in consiglio comunale, poi si passa all'ordine del giorno, poi si fa l'udienza conoscitiva con i cittadini dove questi chiedono la stessa cosa. Quando poi però tu esaurisci tutti gli strumenti che esistono, no, nell'alveo delle istituzioni ordinari e la risposta è sempre no e vedi bocciata qualunque richiesta di sicurezza, tu arrivi all'esposto. Allora noi li usiamo con questo criterio come passaggio finale, ma ormai ho perso il conto di quelli che abbiamo dovuto fare, sempre in situazioni di questo tipo, in cui poi ci dicono ma la sicurezza piante dosi. Il regolamento di polizia locale di Bologna, come tutti i regolamenti di polizia locale, prevede in capo alla polizia locale la possibilità di sgombrare gli accampamenti abusivi, e l'amministrazione non lo esercita praticamente mai, se non quando viene costretta di fatto con questi strumenti. Questa è la situazione che viviamo ogni giorno, al fianco dei cittadini. E la nostra sfida è quella poi di far sì che queste persone si rendano conto, perché molti a Bologna purtroppo ci mettono un po' a carburare questo aspetto, che è questa amministrazione che favorisce questo tipo di situazioni. Perché se tu vai a Ferrara, che non è dall'altra parte del mondo, no? Lì vicino. Ferrara è a una mezz'ora di macchina, sempre Emilia, sempre Emilia Romagna, sempre Regione Rossa, dove però governa Alan Fabbri, sindaco della Lega, che saluto e ringrazio per l'esempio concreto di buona amministrazione che porta avanti ogni giorno, dove in 3 mesi hanno messo in sicurezza la stazione, che versava nelle stesse condizioni di quelle di Bologna. In 12 mesi hanno aumentato di molto il livello di sicurezza nelle aree più degradate della città, cioè la città è cambiata e le persone dicono è bello girare, è bello, bisognerebbe fare, perché non fate come a Venezia, scrivono, scusate, come a Ferrara, scrivono i cittadini, ma anche quelli di sinistra sotto le pagine del sindaco, figlioli chiari, perché a Ferrara governa la Lega, cioè è molto semplice. E poi non è che ha usato la bacchetta magica, non è che ha risolto tutto, ma ha evidenziato quelli che erano i problemi concreti e ha studiato un percorso per progressivamente affrontarli e risolverli, senza una dimensione ideologica a guidare tutto, ma in maniera molto pratica, pragmatica, fondata sulle risorse, sugli strumenti amministrativi e sul dialogo con la cittadinanza, ed è quello che vogliamo fare, chiediamo di fare e faremo anche noi a Bologna. E questo è fondamentale, perché se a Bologna è così e a Ferrara a mezz'ora di distanza è completamente diverso, una ragione c'è. Poi è vero quello che dice Cristiano, questa è una città in cui 4 mesi fa è esploso un piede a un poliziotto e a un altro ha perso, scusate se uso la parola in diretta, ha perso i testicoli, perché durante, tra l'altro, in quella manifestazione io ero in mezzo, a un certo punto sono finito anche dietro una colonna insieme a 2 giornalisti abbandonati tra gli scontri tra la polizia e gli anarchici, ci sono esplose delle bombe a salve anche vicino a noi, per fortuna siamo rimasti illesi, però questa è la quotidianità in pieno centro, in città, cioè questi gruppi che si organizzano e prendono d'assedio Bologna, e non si capisce anche qui perché l'amministrazione non dica nulla, lo permette. Poi anche lì il giorno dopo di chi era colpa del questore, era che non aveva garantito abbastanza sicurezza, era colpa di quell'altro, però allora mi devono spiegare perché quando c'è la manifestazione di remigrazione, che non è una cosa della Lega, non è un'attività della Lega, è un'attività apartitica ma politica a Bologna, il sindaco subito chiede che questo non abbia luogo in città, mentre quando arrivano i Propal, che ordinariamente da mesi mettono a ferro e fuoco la città e mettono a rischio la vita delle persone, non dice niente, sta zitto, perde la voce. Ragazzi, così non va. Questo secondo me è importante, che il messaggio arrivi a tutti i cittadini, perché poi i primi a perderci sono loro, perché tra l'altro segnalo che ormai da 6, 8, 12 mesi sono cominciate ad arrivare tante telefonate, richieste di aiuto di persone e di comitati esplicitamente di sinistra, che dicono proprio, i primi, me li ricordo, cioè Carino dicono, non vogliamo chiedere a lei che è fascista, però dobbiamo chiedere a lei perché è l'unico che si muove su queste cose, quindi non è che ci può aiutare e tu a spiegargli che non sei fascista, che tra l'altro la Lega la Lega non è fascista, non è né destra né sinistra né di centro, cioè la Lega è Lega, chi la conosce sa benissimo di queste cose qua, porco. E mi fa molto arrabbiare, perché la prima cosa vedo anch'io quando fascista, ma io non sono fascista, cioè
Boh, non lo so, e sono cose di Ma buon senso questo, Ma io perché ti dico che secondo me non è una provocazione, cioè secondo me noi della Lega, a parte che c'è qualcuno di cui non fare nomi, diciamo nell'alveo della destra, non specifico se di governo o non di governo, e della città, che mi definisce il comunista infiltrato, per dare l'idea del dei posizionamenti che vengono percepiti da chi invece magari è un po' più a destra, cioè ok. Perché? Perché, come mi hanno insegnato, la Lega non ha posizioni di destra e di sinistra, ha di buon senso. è buon Dialoga con la senso. città, trova le soluzioni concrete, quindi se una volta la soluzione concreta è più vicina a quella che dice l'area di centrodestra, poi arrivano quelli che dicono fascista. Ma se capita, come è capitato in questa città, non preoccupatevi, non sono impazzito, però è successo davvero. Se capita, come è successo più volte, che la posizione è simile a quella dei Verdi, noi ci siamo schierati con i Verdi che, segnalo, a Bologna sono in minoranza e sono passati in consiglio comunale contro l'amministrazione del PD. È capitato che a volte avevamo la stessa posizione loro contro l'amministrazione, a favore di determinate situazioni, abbiamo votato uguale. Cioè, non è che improvvisamente diventiamo a sinistra, è che semplicemente guardiamo di volta in volta il merito delle questioni e di qual è la soluzione migliore alla realtà concreta della città che amministriamo, senza farci le pare mentali di dover sembrare orientati politicamente in un modo o nell'altro. Cioè, questo secondo me è uno svantaggio da un certo punto di vista, no? Perché quando le polarizzazioni aumentano, come accade oggi, soprattutto grazie ai social, e quando molte persone fanno fatica a vedere qualcosa di diverso dal bianco e dal nero, tu perdi il voto di opinione, no? Per cui tu, sia partiti alleati della coalizione sia la sinistra, possono godere di una sacca di consenso e di opinione. C'è di gente che vota, faccio un nome, per esempio Fratelli d'Italia, perché si sente di destra, e di gente che vota Partito Democratico perché si sente di sinistra. Ecco, noi questo consenso non lo abbiamo. C'è nessuno che si sveglia la mattina, almeno a Bologna, e dice ma io voto Lega perché mi sento destra. Però noi le possiamo trasformare, cerchiamo di farlo ogni giorno, e spesso ci riusciamo, in un'opportunità, perché chi invece guarda il problema concreto e non guarda solo le bandierine, trova in noi un interlocutore che anche dopo 3 volte che ci ha insultato, ma alla quarta ci viene a chiedere aiuto, visto che sei un cittadino, non discrimina tra cittadini e ti risolve il problema concreto. E questo aiuta, perché comunque una connotazione di questo tipo, almeno una parte, diciamo, del mondo politico e non solo, anche giornalistico, la riconosce. Questo taglio originario della Lega, che ancora ha di movimento legato al territorio e ai problemi concreti, e non, diciamo, alle appartenenze ideologiche di bandiera. Ecco. Matteo, un po'... mi collego al discorso per cambiare un argomento su appunto un argomento che hai sfiorato, quindi l'ascolto delle persone, le persone che vengono da te a chiederti informazione e di fare. Parlando di viabilità. I fruitori anche dei mezzi di trasporto pubblico saranno penalizzati dal flusso che va a rilento, dei mezzi appunto che circolano per Bologna, perché comunque ho sentito e ho letto che ci sono molti cantieri, con mancanza di coordinamento tra di loro, che comunque bloccano il traffico su gomma. Puoi spiegarci? Cioè la gente, Certo. oltre alla questione della sicurezza, viene da te presumo anche per dimostrare questa, come si può dire, insoddisfazione anche su ciò che Sì, questo diciamo che penalizza. insieme al tema della sicurezza e insieme al tema della casa è uno delle questioni problematiche in città, ed è anche quella più difficile da affrontare, perché Anche mentre sulla perché sicurezza eh, si possono dare risposte anche in medio periodo, non dico breve, ma sicuramente medio periodo, e alcune anche nel breve, mentre sulla casa medio-lungo, ma toccando gli strumenti urbanistici e amministrativi, è chiara la linea da voler percorrere se si vuole dare una soluzione al problema, tra l'altro rimanendo compatibili anche con le istanze
il consumo di suolo zero, se si vuole essere ambientalisti fino in fondo. Invece sul tema della mobilità è molto più complesso, perché una volta che tu hai cambiato radicalmente la viabilità della città con delle infrastrutture impattanti in sede riservata, come è il tram che stanno facendo a Bologna, diventa più complesso trovare nell'immediato una soluzione. Noi stiamo cercando di studiare, di affrontarle, di impalcare delle soluzioni concrete in vista delle prossime elezioni amministrative. Abbiamo lanciato un laboratorio politico sulla città che sta coinvolgendo centinaia di persone, al quale hanno aderito varie figure, tra cui quello che era il presidente della società di trasporto pubblico, che oggi è Tiper, ieri era ATC, dell'unico sindaco di centrodestra che ha amministrato Bologna, e stiamo studiando proprio come trovare soluzioni alternative. Qui hanno fatto 1.800.000 euro di cantieri, perché partono dalla cifra, perché poi l'obiettivo concreto politico secondo me era quello, cioè foraggiare le cooperative che hanno ricevuto questi soldi e i cui bilanci sono stati salvaguardati da questo afflusso di denaro, perché questo è successo a Bologna, possiamo vederlo plasticamente nei numeri, non è un'accusa di qualcosa, è una constatazione di elementi fattuali. E questo però ha ribaltato completamente la viabilità della città, perché la metà delle arterie principali, la metà esatta, è stata interessata da questi cantieri che hanno preso la metà e a volte di più dello spazio, che da ora in poi non sarà più fruibile per i mezzi privati o per gli autobus, ma sarà solo per il tram, su una città che ha una portata massima di picco di 6.000 persone l'ora in alcuni punti specifici, quando le politiche sulla mobilità e anche gli studi di ingegneria urbanistica ci spiegano che tu devi puntare sul tram solo quando hai una base di 5.000 persone l'ora nei punti più caldi e i picchi nei punti più utilizzati e i picchi di 10.000 persone l'ora, quindi uno strumento in termini di mobilità che probabilmente non sarà efficace dal punto di vista di dare una risposta efficiente per la mobilità. Scusate se sono troppo, però cerchiamo anche di rispondere nel merito quando vengono fatte delle proposte a livello proprio tecnico, e questo ha bloccato completamente la città. I 30 all'ora, lo segnalo, sono un miraggio. Cioè la velocità media dei taxi a Bologna, l'ultimo riscontro che mi hanno dato le associazioni di categoria, comunque abbiamo un ottimo rapporto che ringrazio sempre, è di 11 km l'ora per i taxi. Quindi Come 30 sapete, all'ora possono fare naturalmente anche, rispettati. Ma altra vengono spesa per i rispettati per cittadini, forza. altra spesa per i cittadini, però se fai gli Certo, 11 certo, perché quanto poi c'è un impieghi a impatto, arrivare? c'è un impatto sulla vita delle persone che non è solo economico, c'è anche quello economico, ma un impatto sociale. Cioè il costo sociale di queste cose, chi lo paga? Lo pagano i cittadini, perché se io Sì. ci metto, io faccio un esempio concreto che non è, non fa statistica, però in realtà vale per tantissime centinaia di persone. Un mio carissimo amico, con cui sono cresciuto, ha 33 anni, adesso ne fa 34, auguri, e un lavoro, come tutti, o quasi, a Bologna un po' diverso, diciamo come tutti, 3 figli. E lui la mattina esce e lavora in un posto che non è attaccato a casa, e le figlie, visto che a Bologna c'è questa splendida idea di non dare la priorità nell'assegnazione dei posti nelle scuole dell'infanzia ai fratelli e alle sorelle, ha fatto sì che lui abbia i posti dislocati in scuola dell'infanzia, che sono anche a mezz'ora di auto l'uno dall'altro. Lui, per arrivare a lavoro alle 9, e per fortuna che inizia alle 9 a volte inizia alle 8, esce di casa alle 6. Ma ti sembra normale? Ma no, non che è in una normale. città come Bologna, che tu in 2 ore arrivi a Milano praticamente, e tu debba uscire 2 ore prima? Lui passa una media di 4 ore al giorno in macchina per andare e tornare da lavoro, andare a prendere le figlie a scuola. Ma ti sembra una roba normale? Ma scusa, è veramente, questo qui è un costo sociale. Tu gli togli giorni di vita con la sua famiglia, gli torni giorni di vita con qualunque impegno che una persona ha, carichi di stress alle famiglie, perché poi lo deve fare tutto nelle poche ore rimaste libere nella giornata, e tu veramente segni in maniera negativa la vita delle persone. Ma io mi chiedo ai bolognesi, quante ore di vita vi ha rubato il sindaco? Quanti giorni di vita vi ha rubato? Ma chi ve li ridà quelli? Chi ve li ripaga? Questo secondo me è un tema
che non viene mai richiamato, è anche difficile da quantificare. In realtà qualche istituto l'ha fatto, si parla ormai di settimane di vita rubate ai cittadini, ma queste qua chi glieli ridà? Ma vi sembra normale rubare il tempo di vita alle persone? Loro dicono che lo fanno per loro, ma per loro chi? Lo fate per voi stessi, per salvare le cooperative, perché avete un disegno ideologico che vuole impedire, vuole far insegnare, come dicono loro, educare le persone a non usare l'automobile, come se fossimo tutti degli scemi o persone completamente analfabete da educare, o meglio rieducare, perché ti vogliono indottrinare. Questa è l'impostazione di questa giunta. Però chiudo con una nota amara ma positiva: loro sono così estremisti su tutti questi posizionamenti che oggi assistiamo in città a una frammentazione della sinistra storica, quella riformista, che sta producendo anche delle liste che hanno già annunciato che si contrapporranno all'amministrazione targata PD estrema sinistra. Quindi avremo blocchi di persone storicamente di sinistra, anche esponenti politici, medio rilievo almeno, alcuni un po' di più, storicamente di sinistra, anche il nipote di Prodi, per dirne uno, che hanno annunciato liste contro l'amministrazione del PD, perché non ce la fanno più, cioè stanno riconoscendo anche loro che siamo al di fuori della grazia di Dio e di qualunque altro Dio pregano questi, perché mi sembra più Allah nel loro caso. Matteo, devo interromperti perché stiamo sforando. Però speriamo di averti ancora. prossimo. Ho parlato troppo. No, vi ringrazio È lo tutte e scopo due. del programma questo, dar voce a voi. Però speriamo di averti l'anno prossimo quando andrete al voto con la città di Bologna, insomma, per sentire le vostre proposte. Vediamo, se non ci vediamo prima, ci vediamo a Pontida. Invito tutti gli ascoltatori a venire a Pontida quando avremo la data, riempiamo il Pratone Verde, facciamoci sentire, perché il nostro popolo c'è, è forte, anche e ti aspetto al gazebo di Radio Libertà. Va bene, grazie, molto gentile, e ci vediamo, dai. Io volevo dire un abbraccio. Io Io volevo dire un'ultima cosa, che faccio un grande in bocca al lupo ai comuni che abbiamo ospitato, che andranno al voto questo fine settimana, anche i comuni che non hanno accettato, non ci hanno risposto, e speriamo di ottenere degli ottimi risultati come Lega. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo, radioascoltatori. Ciao Stefania, ciao Natalia e buon sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì venite qua a sentirci. Basta, stop. Avete ascoltato Lega e dintorni.